Un 22enne pakistano è stato denunciato dalla polizia per un episodio di violenza sessuale avvenuto a bordo di un autobus di linea, vittima una studentessa padovana di 17 anni. Nei confronti dell'uomo richiedente asilo è stata disposta anche la misura del cosiddetto DACUR per 2 anni. Il giovane aveva stretto alle spalle e palpeggiato nelle parti intime la studentessa che stava andando a scuola. Gli agenti delle volanti della questura di Padova sono intervenuti in Corso Milano su segnalazione della ragazza che a bordo dell'autobus aveva riconosciuto il giovane che il giorno precedente, sullo stesso mezzo di trasporto, l'aveva insistentemente molestata sessualmente. Gli agenti fermano così il 22enne e lo accompagnano in questura, dove risulta che è entrato in Italia sbarcando a Lampedusa nel marzo del 2024, che è residente a Padova e che ha chiesto asilo. Al termine degli accertamenti è stato attivato il cosiddetto codice rosso e il 22enne è stato indagato per violenza sessuale dalla Procura della Repubblica di Padova. Il provvedimento, detto DACUR, invece, prevede il divieto di accesso per 2 anni alle aree ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale. Inoltre il questore ha attivato l'ufficio immigrazione perché la domanda di asilo venga respinta. In corso indagini per capire se il giovane sia coinvolto in altri episodi simili di aggressioni a sfondo sessuale.